Bentrovati, ci troviamo per un'altra settimana fatta di sport, un'altra settimana fatta di risultati, di campionati che sono iniziati e di quello che vi racconteremo da qui a venerdì prossimo nel nostro angolo sportivo denominato www.venetoglobe.sport sulla web tv venetoglobe.com e vi ricordo anche il nostro canale del digitale terrestre che è l'813 813 per il momento soltanto per la provincia di Belluno in attesa di ampliare la nostra visione a tutto il Veneto. E allora andiamo a raccontarvi di quello che è successo in questo weekend appena trascorso, cominciando dalla MotoGP, cominciando dalle due ruote. Ieri si è corso il Gran Premio di Misano, 13ª prova del mondiale. Al di là del risultato, vittoria di Dovizioso, caduta di Lorenzo, sfuggita la doppietta per la Ducati, Rossi settimo, spicca l'episodio di Fenati che a 200 all'ora ha tirato la leva del freno di Manzi che gli stava a fianco. Un gesto che poteva terminare veramente in molto peggio di quello che è successo. Adesso ci sarà una squalifica per quanto riguarda Fenati, immaginiamo. Manzi ha dichiarato proprio questa mattina su tutti i quotidiani: poteva veramente uccidermi. Un'altra follia del weekend sportivo sono state le proteste vibranti e le contestazioni di Serena Williams nello US Open nei confronti del giudice di sedia, soprattutto anche se lei poi ad un certo punto ha chiamato addirittura sul terreno di gioco il giudice capo del torneo. La cosa più grave, le accuse più gravi che lancia Serena Williams, al di là di aver rubato un punto, di averla danneggiata, c'è questa accusa di sessismo rivolta appunto al giudice arbitro. Dice: se ero un uomo certe cose non me le avresti fatte, non avresti detto. Vince per la prima volta la Osaka giapponese, mentre nel maschile Djokovic sbrana letteralmente del potro e conquista lo USA Open andando a vincere ancora una volta alla grande. Lasciamo il tennis, parliamo del volley. L'Italia del volley maschile vince la prima del mondiale al Foro Italico contro il Giappone, vince per 3-0 nettamente. Giovedì l'Italia andrà di nuovo in campo contro il Belgio. Dal maschile al femminile il passo è breve perché il volley femminile a Montreux vince la medaglia d'oro battendo 3-0 la Russia. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, soprattutto contro Mazzanti, accusato di non avere gioco con la sua squadra, accusato di non far giocare nel posto giusto le giocatrici, c'è stata subito la risposta di Mazzanti per questa bella vittoria e per questa medaglia d'oro a Montreux, che è un torneo tra l'altro molto importante, che tra l'altro arriva prima dei prossimi mondiali che partiranno il 29 di settembre. Le azzurre, sempre nel volley femminile, belle azzurre under 19, altro podio, conquistano l'europeo battendo per 3-2 la Russia, addirittura recuperando dal 2-0 dove erano finite sotto durante la gara. Lasciamo questi sport e passiamo al calcio. La Serie A si è fermata insieme alla Serie B ieri, c'è la nazionale di Mancini che ha già giocato, ha pareggiato 1-1 contro la Polonia, deludendo e non entusiasmando, e oggi affronterà il Portogallo che sarà senza CR7, però sarà ugualmente un avversario ostico e duro. È una Nation Cup comunque entusiasmante, con la Francia che ieri sera ha battuto nella festa dei festeggiamenti del mondiale appena vinto, ha battuto l'Olanda, vi dicevo, per 2-1 con un gol stupendo di Giroud, che veramente ha fatto un gol meraviglioso. Per quanto riguarda gli altri sport, adesso parliamo anche della Serie B, perché la Serie B vede ancora il Cittadella al comando con 6 punti, il prossimo turno è il 14 settembre con un anticipo, quello tra Venezia e Benevento. La Serie C attende, incredibile ma vero, attende ancora di sapere calendari e soprattutto partenza di questo campionato, quindi ci sono delle squadre qui vicino a noi, ci sono numerose squadre di Serie C che stanno
stanno attendendo, stanno facendo soltanto amichevoli perché l'inizio ancora non è stato fissato. Inizierà invece domenica la Serie D, dove troviamo il Montebelluna. È un Montebelluna, quello di Checco Feltrini, inserito nel girone C, un girone a 18 squadre. Si inizia domenica e il Montebelluna inizia in trasferta ad Este, l'esordio casalingo poi il 23 settembre contro i friulani del Chions. Rimaniamo ancora nel calcio con i campionati che sono iniziati ieri. Sono iniziati i campionati di eccellenza, di promozione, prima, seconda e poi la Coppa di terza categoria. Diamo un'occhiata ai nostri campionati, quelli che seguiremo con più dettagli e con più attenzione come abbiamo fatto lo scorso anno. Eccellenza, per esempio, girone B, una prima giornata che conferma quello che avevamo detto durante la settimana, le squadre favorite, quelle che faticheranno un pochino di più, insomma ci sono i risultati che non si discostano da quello che avevamo detto. Calvinoale batte Istrana 2-1, Giorgione Vittorio Veneto 1-1, Lia Piave Treviso 0-0, Nervesa 3, Porto Mansuè 4, quindi vittoria della neopromossa, Real Martellago perde in casa dalla Luparense che dicono sia favorita per 3-1, vittoria anche del San Giorgio Sedico a Tombolo contro il Tombolo di Susic per 2-0, perde in casa nel Fortino di Farra di Soligo l'Union QDP contro la Liventina per 1-0, la Liventina di Rorato e Costantini. Ha riposato il Mestre. L'altra gara è Eclisse Union Pro, terminata 0-0, eravamo presenti, sentiamo ai nostri microfoni il tecnico di casa Stefano Della Bella. Abbiamo cercato di fare la partita, abbiamo avuto due grosse occasioni nel primo tempo, qualcosa anche il secondo tempo, abbiamo rischiato qualcosa all'inizio su una mischia, okay? Dopo abbiamo cercato di fare la partita, di andare a prendere questi 3 punti, non ci siamo riusciti, però avevamo sì qualche assente, ma chi ha giocato ha dato il massimo e ha fatto bene anche fuori ruolo. 20,85 mi pare l'età, quindi quando dici che effettivamente è un po' lì, insomma anche la carenza di esperienza in certe occasioni l'abbiamo vista. Sì, però c'entra poco, sì, la squadra è questa e dunque con questo facciamo, perché abbiamo dimostrato anche oggi di potersi stare in partita. Dobbiamo essere secondo me ancora un po' più cattivi in determinate circostanze, ma non solo davanti al portiere, perché ci siamo arrivati 2 volte, anche in determinate situazioni che ci hanno concesso 2 o 3 contropiedi che potevamo sfruttarli meglio. Frezza e Zanetti abbastanza opachi oggi. Manca qualcosa là davanti? Ma non è vero, perché sì, Frezza è arrivato 2 volte, l'abbiamo messo, Zanetti l'ho messo 2 volte in condizione di far gol, dunque non è questione di essere opachi o meno. Magari gli manca il smalto, c'era caldo anche oggi, hanno corso tanto entrambi e allora sì, così, logico che sono giocatori di qualità che magari evidenziano quando sbagliano il passaggio, così, però secondo me sì, logico che dobbiamo migliorare, lo sappiamo, ha fatto una buona partita anche Jürgen davanti e così, dobbiamo crescere anche dal punto di vista fisico perché oggi faceva anche caldo, sinceramente eravamo un po' stanchi. Ora anche Nicoletti, avevamo detto che finalmente doveva prendere il centrocampo, mi pare che si stia facendo là. No, certo, è ritornato il Nicoletti che conosciamo, conoscevamo l'anno scorso e conosciamo, il giocatore che è, ma secondo me lo spirito è giusto, dopo logico che si prova, si sbaglia, ripeto, ci è mancato la ciliegina del gol, però si va avanti insomma. Hai sentito i risultati? Ho visto qualche risultato, non erano tutti definitivi, rispecchia quello che abbiamo sempre detto, dunque sarà una lotta su ogni campo e così deve essere. Godiamoci questo punto. Sì, ce lo prendiamo, forse siamo un po' dispiaciuti per non aver, ripeto, portato a casa il risultato, però sappiamo che ci siamo anche noi, questo sì.
Un punticino quindi per l'Eclisse. Domani parleremo con Gionco, tecnico dell'Union Pro, per vedere dall'altra parte appunto della sponda cosa pensa, ma posso già anticiparvi che anche Gionco porta a casa con soddisfazione questo punticino da Pieve di Soligo. Promozione girone D con Favaro Oppitergina finito 3-2 per l'Oppitergina. Lovis Spresiano batte Cornuda Crocetta 2-1, 90 Fontanelle 1-1. Porto Gruaro batte ZTLL Sinistra Piave 5-0. A Volpago del Montello Città di Caorle batte Prodeco Montello 2-1, a Fossalta Vazzola batte Fossalta 3-0, Vedelago batte Giulia Sagittaria 3-1 e a Villorba espugna il campo del Villorba il Conegliano vincendo per 3-2. Parliamo di basket adesso con la TVB Basket Treviso che a San Bonifacio nelle semifinali vince contro Mantova, poi in finale zoppica anche per aver messo fuori rosa insomma il play titolare, l'americano che aveva avuto un piccolo disguido e raggiunto le mani con l'altro americano di Mantova, insomma qualche problemino c'è stato. Ora ci sarà una settimana piena per gli uomini di Menetti che mercoledì, dopodomani, saranno a Montebelluna al Pala Mazzalovo contro Verona e poi classico torneo di Caorle il 15 e il 16 settembre con la Reyer Venezia e 2 compagini straniere, insomma un campionato che si sta preparando per iniziare poi il 7 di ottobre. Siamo andati a seguire venerdì sera la Ruker San Vendemiano che era impegnata in casa in una delle ultime amichevoli prima del campionato. Al Pala Saccon si giocava contro Padova, c'è stata la vittoria degli uomini di Mian. Andiamo a sentire Mian ai nostri microfoni. Con coach Mian al termine di questa gara, è una gara a cui chiedevate di vedere come stava la squadra. Sì, chiaro, è stata la terza settimana, carichi importanti, è la settimana più dura. Ero curioso e a livello fisico sono molto contento, nel senso che la squadra non molla mai, corre, è chiaro, siamo agli inizi, c'è tanto da sistemare, tanto da conoscerci, però siamo in questo momento qua, diciamo così, sufficientemente bene, dai. Hai anticipato un po' quello che stavo per chiederti, cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Ti è piaciuta la fisicità come hai detto? Cosa c'è da lavorare? Dove c'è da lavorare? Ma lasciando perdere il time in attacco, che qualcosa fai bene, qualcosa fai male ed è normale, dobbiamo lavorare meglio in difesa. Abbiamo concesso dei contropiedi, abbiamo concesso delle uscite blocchi dove abbiamo cambiato in automatico e non erano le nostre regole. Sul pick and roll vogliamo in questo momento qua essere aggressivi, ancora tante volte sbagliamo e ci tagliano il blocco, però dai, sono contento, sono tutte cose che si può lavorare, l'importante è che ci sia la voglia e questa c'è. Padova ve la ritroverete in campionato, quindi sarà un osso duro. Ma ne parlavo prima con Daniele Rubini, il coach di Padova. Sappiamo che sono 3 squadre che sono fuori categoria, non ci sarà la squadra Materasso, quindi sarà dura ogni partita quest'anno, sarà dura ogni partita, lo sappiamo, noi siamo giovani, ogni tanto manchiamo di esperienza, facciamo falli stupidi, facciamo letture in ritardo, però dai, sono contento perché hanno voglia e c'è da crescere tutti quanti. Giovani però un bel mix e soprattutto in questa palestra, in questo palazzetto che ti piace questo perché è di quelli tosti. Ma è un palazzetto che mi piace perché si gioca bene, anche le squadre avversarie quando vengono qua sono contente, dovremo avere l'aiuto del pubblico ma sono sicuro che ce lo darà e dovremo fare almeno qui il nostro fortino e poi andiamo in trasferta e vediamo cosa riusciamo a fare, insomma. Inizia fuori casa. Il nostro inizio è dei più semplici, nel senso che nelle prime 5, 4 sono le candidate a salire. Mi dicono meglio così che magari le trovi che non sono ancora in condizione, non lo so. Mai paura, affronteremo partita per partita e vediamo di migliorare. Bocca al lupo, Viva il lupo! In bocca al lupo a Mian e a tutta la Ruker che seguiremo quest'anno dettagliatamente, partita per partita, esordio a Lecco in trasferta il 7 ottobre, in casa poi al Palasaccon il 13 ottobre contro Urania Milano. Per quanto riguarda invece il rugby, grandissima prestazione del Benetton Rugby sabato sera a Monigo con una prestigiosa vittoria contro i Cardiff Blues, finale di altri tempi con meta e trasformazione proprio negli
ultimissimi istanti di gioco con il 40° già scoccato e trasformazione di Tommaso Allan che ha dato la vittoria, veramente esploso il Monigo, un autentico boato di vittoria e di soddisfazione. Ai nostri microfoni c'è il giocatore Stein che tra l'altro è andato anche in meta, sentiamolo. Fuser, da dove partiamo? Dalle 100 partite o da questa splendida vittoria? Dalla splendida vittoria, devo dire che abbiamo portato a casa questa partita e abbiamo lottato molto perché alla fine, cavolo, il mischio è qua ai 5 metri, un calcio dopo l'altro, l'arbitro c'è stato un po' contro, però bravi noi che abbiamo lavorato e abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo portato a casa questa partita. Un gran finale da partita di vecchi tempi. Eh sì, una bella meta e un bel lavoro di mischia perché tutti quelli che sono entrati hanno fatto un grossissimo lavoro e Simone Ferrari, anche lui comunque oggi ha fatto 50 presenze, ha fatto una gran partita e si è visto il suo apporto in campo e da tutta la squadra anche la nota positiva è che non abbiamo mai mollato e abbiamo creduto fino alla fine. La nota positiva è che questo gruppo che cercavate mi pare che ci sia. Sì, stasera è stata una partita molto lottata e sicuramente vorremmo anche le prossime partite fare grosse partite, cioè delle belle partite e comunque sì, il gruppo con questo qua si rafforza, io mi auguro che insomma porti a casa buoni risultati quest'anno. Adesso dovete portare a casa buoni risultati da 3 trasferte, mica da ridere. Eh sì, adesso andare fuori da Monigo è difficile anche perché comunque non hai il supporto del pubblico, però sicuramente ci daremo forza e cercheremo di portare a casa qualche risultato e punti. E allora adesso dici che cosa hai provato con le 100 presenze e con l'applauso del Monigo. Entrare da solo così dopo 100 partite, cavolo, con la squadra ti dà tanta felicità e ti fa sentire entusiasta anche sia di vivere in questo ambiente che anche dei passi grossi che ho fatto nella mia carriera. Come vi sarete resi conto non era Stein ma era Marco Fuser, era importante ripartire da lui perché 100 presenze in maglia Benetton, complimenti a Fuser e complimenti naturalmente alla società che ha vinto alla grande la partita, non succedeva da tempo, 2 vittorie su 2, essere in testa al campionato Pro 14, insomma è una grossa soddisfazione. Adesso ci saranno 3 trasferte impegnative, tutte in campo esterno anche per permettere di continuare con tranquillità i lavori a Monigo. Con questa notizia dedicata al rugby si chiude il nostro appuntamento con la pagina sportiva venetoglobe.com per quanto riguarda la nostra web tv, lo sport, e lo sport lo trovate anche sul digitale terrestre, canale 813 digitale terrestre per l'appunto, per la provincia di Belluno per il momento, in attesa di ampliare il tutto a tutto il Veneto, scusate la ripetizione. È veramente completa questa sera, finiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.